Musicultura è un palcoscenico ideale. Meraviglioso. Musicultura è un palcoscenico meraviglioso, importante, di prestigio, di spessore. E non è che se ne facciano molte di queste cose in Italia. Io vengo già da 2 giorni fa, ero a Parma, un omaggio a Tenco, presentando un inedito di Luigi. Oggi fanno i 40 anni, oggi, quest'anno fanno 40 anni che è morto. Per cui queste cose quando vengono io ho sete di questa roba perché fan parte, credo che faccia parte del mio mare, se così si può dire. E queste sono cose che sono sempre poche rispetto al desiderio del pubblico, perché il pubblico non è stupido, il pubblico è sensibile, intelligente, sa e sente quando è una cosa di spessore, dove c'è qualcosa da raccontare. E questa musicultura fa parte di queste cose da raccontare, di queste manifestazioni, queste rassegne, di cui, ripeto, il pubblico ne ha bisogno come il pane. Perché il pubblico purtroppo con tanta musica, a volte anche inutile, ahimè purtroppo devo ammetterlo, la gente viene confusa ovviamente. E questa è un'occasione per far sì che il pubblico riapra gli occhi e riapra le orecchie alla bella musica, al cantautorato, a grandi autori, a nuovi emergenti che esistono ed è giusto che queste manifestazioni diano a questi giovani la possibilità di venire fuori. Perfetto. E dopo aver toccato l'apice in quasi tutti i settori, tutti i campi, come vede il suo futuro e che cosa crede che possa emozionarla ancora? Io fortunatamente mi emoziono ancora, come per esempio questa sera duetto con questa bravissima cantante dei Madre Deus che si chiama Teresa Salgueiro, e questa è un'altra emozione. Io fortunatamente mi emoziono ancora e vado in cerca di emozioni sempre forti. Ecco perché quando sto per toccare l'apice di una cosa l'abbandono, perché non voglio toccare l'apice, devo avere sempre il desiderio di poterla toccare domani o dopodomani quando mi ricapita, e vado sempre in cerca di nuove sensazioni. Diciamo che non mi sono mai adagiato, non ho mai guardato il mio conto in banca, che è una cosa che non mi interessa, ma ho sempre guardato a quelli che sono, ecco, i miei rapporti. Stare qua, stare l'altro ieri al Tenco, ritornare al premio Tenco a ottobre a Sanremo, come si fa ogni anno. Queste sono le cose che mi hanno sempre scardinato quelle porte che uno tiene chiuso per paura di perderne altre. Ma c'è una sola vita, non ce ne sono altre. Posso farle un'ultimissima domanda giusto per curiosità? Nella sua biografia ha detto che ha iniziato a cantare per paura dell'acqua, per Sì. combattere la paura dell'acqua. C'è qualcosa che adesso le fa ancora paura nella sua professione? Ma nella mia professione no, perché la paura è quella solo che la musica vada sparendo. E questo non mi piace, mi fa paura, perché la tendenza, ahimè purtroppo, se continuiamo su certi livelli, la paura è la tendenza in quella. Non a caso la musica non viene più ascoltata in televisione, ma fortunatamente, se Dio vuole, poi la gente si riversa in migliaia e migliaia in teatro, ai concerti, e questo è meraviglioso. Però insomma stiamo toccando un attimino un tasto molto pericoloso per quanto ci riguarda. Come uomo certo fa paura, come fa paura a te, anzi a voi ancora di più dovrebbe far paura il momento storico che stiamo attraversando. E io confido sempre in voi, cioè a voi giovani, che siate un po' più intelligenti di quelli che sono stati quelli che vi hanno preceduti, un po' più sensibili, sensibilizzarvi un po' a certe tematiche, un po' a certi fattori estranei anche a volte a noi che ci arrivano e che non riusciamo a volte a mettere un freno, e ce li facciamo passare addosso e non ce ne accorgiamo nemmeno, e questo è molto grave, e io confido molto in voi giovani. La ringrazio veramente. Grazie a voi.